Grazie Presidente. Alcoa, Eurallumina, Vinyls, Legler sono soltanto alcuni dei luoghi e dei nomi simbolici del disastro occupazionale e sociale che si è abbattuto sulla mia terra nell'ultimo decennio. Decade malefica segnata da un processo brusco e violento di desertificazione industriale e produttiva che ha trascinato una parte enorme della popolazione sarda nella povertà. Le cifre del dramma sociale le ricaviamo da ogni indicatore statistico disponibile. Il tasso di disoccupazione in Sardegna è salito nell'ultimo anno di 3,6 punti percentuali, cioè 54.000 lavoratori in meno, fatto che ha trascinato il tasso di occupazione decisamente al di sotto della media della popolazione attiva. Perciò noi siamo ancora vicini, nonostante le promesse non mantenute dalla politica, alla lotta disperata dei lavoratori di Alcoa, perché la loro vertenza oggi rappresenta uno snodo cruciale della vertenza Sardegna ed una manifestazione apicale del dramma di una regione, ma anche parla della condizione sociale di un'intera nazione. La crisi del settore industriale e manifatturiero ha inciso in maniera importante sulla quota di lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali. Essa oggi si aggira intorno alle 30.000 unità, per una stima di costo complessiva di 230 milioni di euro, rispetto alla quale i provvedimenti fin qui assunti a copertura dal Governo nazionale rappresentano solamente una goccia nel mare della disperazione. La fine dell'era industriale in Sardegna ha generato un deserto sociale e un deserto ambientale, effetti sociali e psicologici profondi che interagiscono in maniera pesante con la struttura delle comunità locali e con la tenuta stessa di quelle comunità, che oggi assomigliano a una polveriera, pronta ad esplodere se perdurerà la condizione di inerzia che ha segnato le politiche economiche del Paese negli ultimi 20 anni. Assenza di politica industriale, incapacità di mantenere ferme ed in patria produzioni strategiche come quelle dell'alluminio, inconsistenza totale di un piano energetico che guardasse alle produzioni esistenti e alla ricerca e all'innovazione, costituiscono le componenti di una spirale perversa che ha determinato lo stato di abbandono dei territori e accelerato le dismissioni. Produzioni industriali strategiche letteralmente consegnate alle multinazionali, ai venti mutevoli dei fattori del mercato e alle fulminee decisioni della logica del profitto. Il tutto contrassegnato dal massimo dell'ossequio e della subalternità alle imprese di turno, dalle quali non abbiamo mai preteso responsabilità, né sociale né ambientale. Sono arrivati, hanno saccheggiato il territorio, compromesso quasi irrimediabilmente l'ambiente e poi sono andati via, con i soldi pubblici che abbiamo stanziato in anni di economia assistita a senso unico, senza mai pensare all'indomani. Ma l'indomani adesso è arrivato e oggi le zone industriali di Portovesme, di Tossilo, di Ottana, di Porto Torres assomigliano a un deserto di ombre, di cattedrali di sabbia fatiscenti. Anche per questo noi pensiamo che il Paese abbia diritto a una politica industriale di nuova generazione. Pensiamo che esso abbia le competenze, le risorse, le intelligenze, le eccellenze e le maestranze necessarie a reinventare uno sviluppo che stavolta sia sostenibile sul piano sociale e sia sostenibile sul piano ambientale e che non sacrifichi più, come finora colpevolmente si è lasciato che fosse, le esistenze e i progetti di vita delle persone in carne ed ossa. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole